Quarta corsa, la terza del Super Frustino, Tommaso Grassi Hayward. Questo è il premio Alberghi Tipici di Romagna e consorzio di Cesenatico. Cavalli di 3 anni: 1 Arondesi, Vincenzo Luongo; 2 Alleluia LZ, Antonio Di Nardo; 3 Atena CRP, Max Castaldo; 4 Ansel Dangal, Marco Stefani; 5 Au Revoir Font, Alessandro Gocciadoro; 6 Albi ed altri, Roberto Andreghetti. In seconda fila 7 Anna degli Ulivi, Mario Minopoli; 8 Lice Trio, Giampaolo Minucci; 9 Ambus, Edoardo Baldi; 10 Asia LL, Marco Volpato. Tutta rete la prima fila. Stacco della macchina, veloci sono Ansel Dangal, poi Au Revoir Font. Anche Atena CRP è partita abbastanza bene. Alla fine Marco Stefani con Ansel Dangal che prende il comando, con all'esterno Au Revoir Font che cerca il posto alla corda e Alessandro Gocciadoro lo trova. Arondesi squalificato. La rottura di Arondesi. Numero 7 anche Anna degli Ulivi di galoppo. Poi vediamo altri cavalli fuori corsa. Comunque in vantaggio Ansel Dangal, Marco Stefani che arriva al paletto dei 400 in rallentamento in 29,7. Seconda posizione alla corda per Au Revoir Font davanti a Atena CRP, mentre c'è lo scatto del numero 8 Alice Trio con Giampaolo Minucci che arriva vicino al battistrada. Nella sua schiena Asia LL con Marco Volpato. Intanto i 600 vanno via in 46. Passaggio davanti alle tribune, si forma la pariglia tra Ansel Dangal e Alice Trio, poi Au Revoir Font con di fianco Asia LL lungo la corda Atena CRP, viene al largo anche Ambus con Edoardo Baldi, poi in coda Alleluia LZ. Il giro in 1 minuto e 6 decimi, 14,6 qui davanti alle tribune. Sempre in vantaggio Marco Stefani davanti a Au Revoir Font. Il chilometro passato dal figlio di Merckx OK in 1,16 tondo tondo. Vediamo dalle retrovie avanzare Ambus, poi anche il numero 10 di Asia LL che tenta l'anticipo. Siamo sulla retta di là con Ansel Dangal ancora in vantaggio su Au Revoir Font. Arriva Ambus, l'allievo di Holger Lellert con Insulchi Edoardo Baldi. Siamo sull'ultima curva con Ambus che avanza. Poi lì vicino c'è sempre Au Revoir Font al pari di Asia LL, ma in testa c'è sempre Ansel Dangal che percorre l'ultima curva in 15,3, retta d'arrivo, cerca di difendersi Marco Stefani con Ansel Dangal, poi all'esterno Ambus, di dentro Au Revoir Font, ma Ansel Dangal che viene a vincere davanti a Ambus, poi Au Revoir Font davanti a Asia LL, al quinto Alleluia LZ. La vittoria quindi per Ansel Dangal, Marco Stefani, Andrea Vitagliano al training per il signor Umberto Di Vincenzo. La quota per il figlio di Merckx OK di 6,97.